Vaccini obbligatori, braccio di ferro tra Regione Veneto e Stato, da una parte il governatore Zaia che concede una moratoria fino al 2019 per quei bimbi non ancora vaccinati che devono andare a scuola, sottolineando la sua contrarietà all'obbligo vaccinale. Dall'altra il ministro Lorenzin che presenta ricorsi al TAR. Per Zaia una minaccia alla migliore sanità italiana e il ministro ribatte al presidente: si assuma la responsabilità di quello che potrà accadere. E i vicentini come la pensano? Siamo soggetti a questa imposizione del governo che dallo Stato centrale ci obbliga a fare tante cose che non vorremmo fare, non solo nella situazione sanitaria ma anche in tutti gli altri campi. È per proteggere la comunità, per me va benissimo, io sono stata vaccinata e sono contenta di essere stata vaccinata. Secondo me deve essere un diritto che uno ha a decidere se o meno vaccinare il proprio figlio. Se uno fa a meno di vaccinarsi mette a rischio anche l'incolumità degli altri, per cui non ci sono parole per chi rifiuta i vaccini, basta, cioè è una questione per me chiusa, dovrebbe intervenire la legge duramente. Io sarei più per una liberalizzazione, nel senso che chi decide di farli può farli, quelli che non hanno intenzione di farli possono anche farne a meno. È un interesse della collettività, non ci può essere qui una prevalenza dell'idea di un singolo che prevale sull'obbligo che ha l'obiettivo di salvaguardare la comunità. Servirebbe più informazione? Anche? Sì, sì. Anche più informazione, perché magari la gente è spaventata, magari per reazioni che ci possono essere state così, però... Anche perché proprio il presidente Zaia dice non diciamo no al vaccino, diciamo però informiamo maggiormente la gente di modo che una volta informata veramente possa decidere. Esatto. Sì, sarebbe da far così. Sono d'accordo.